se la pasta di Gragnano è buona cruda, immaginiamoci cucinata a puntino. Oltre agli spaghetti, che sono il formato classico più famoso della pasta, anche grazie all'immagine di Pulcinella che li mangia, no? Dall'alto, con le mani, senza usare le posate, altri due sono i formati importanti per i napoletani: i paccheri, gli schiaffoni, e la pasta mista, che i napoletani chiamano a pasta ammiscata. Una volta si chiamava amunnezzaglia. Il nome non evoca qualcosa di positivo, significa spazzatura. Anticamente la pasta veniva venduta in sacchi, sfusa, e alla sera tutta quella che cadeva durante la vendita veniva raccolta e messa in un sacco a parte, formando appunto una pasta mista, perché erano ritagli di vari formati. Veniva venduta a basso prezzo alle persone più povere, che la cucinavano con i legumi e nel corso del tempo hanno dato vita a dei piatti della tradizione popolare. Un altro dei posti dove gustare la pasta di Gragnano è sul Monte Somma, alle spalle del Vesuvio, dove sono venuto per incontrare il mio amico Nunzio. Che ci hai preparato di buono? Allora, paccheri di Gragnano con pomodorino del pinnolo del Vesuvio, con una fogliolina di basilico del mio giardino. E quest'altro piatto? Crema di Fasoleus vulgaris, 2 pomodorini del pinnolo del Vesuvio, con selezione di pasta tipica popolare napoletana, con tocchetti di pelatello affumicato e un ciuffo di prezzemolo. Che sarebbe? Pasta e fagioli. Io qua vedo 2 vini, una Lacrima Christi rossa e un Piedirosso. Quale abbiniamo ai paccheri? Piedirosso. Marziale diceva che il dio greco Bacco preferiva alla sua terra natia le dolci colline della Campania, perché qui vengono prodotti dei vini straordinari, come questo. È un Piedirosso, in napoletano diventa Peripalum, zampa di colombo, perché la piantina, il grappoletto in realtà di questa pianta, ha lo stesso colore della zampetta dell'animale. È un vino dal colore rosso rubino. Il vitigno che produce questo vino si coltiva soltanto qui nella zona flegrea oppure alle pendici del Vesuvio. I vini prodotti hanno ovviamente lo stesso nome, ma dei sapori completamente diversi, proprio perché sono diversi i terreni su cui i vitigni crescono. Questo è quello del Vesuvio, che abbiniamo ai nostri paccheri. Assaggio per voi. Veramente, veramente buono. Ma adesso è il momento della pasta e fagioli, dove abbiniamo Lacrima Christi, che è un vino completamente diverso. Sì. Ma adesso è il momento di pasta e fagioli. Stavolta servo io. Bene. Allora, questo e questo, ecco qui, sono per te. E questa è la porzione mia. Stavolta invece assaggio per me stesso. Ah, dimenticavo, il nostro viaggio continuo, coast to coast.